Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. La CGIL in Sicilia sembra più un partito d'opposizione. Ieri il segretario regionale della CGIL siciliana, con una sua nota, attacca frontalmente il governo regionale con un taglio che si addice di più ad un partito estremista d'opposizione piuttosto che ad un sindacato. Mannino definisce l'azione di Schifani improduttiva per la Sicilia e lontana dagli interessi reali dei siciliani. Un attacco politico frontale, immotivato e senza spiegazioni, che fa pensare che la CGIL aspiri alla leadership della sinistra d'opposizione piuttosto che a fare sindacato. Chissà cosa ne pensano gli altri sindacati che magari intendono restare tali. Foto e testi intercettazioni, l'inchiesta in cui esce di tutto. Un ristoratore, con l'aiuto di alcuni spacciatori, fornisce droga ai suoi clienti. Una notizia così sarebbe stata pubblicata in fondo a una pagina marginale della cronaca locale. Qual è allora la peculiarità della vicenda che ha coinvolto il ristorante di Villa Zito a Palermo? La novità è che è tutto open air, tutto all'aria aperta. Sui giornali vediamo foto riservate e leggiamo interi pezzi di intercettazioni anche riguardanti non indagati. Su questo sarà stata aperta un'indagine? Le risorse per le ex aree ASI vadano ai comuni. Trasferire ai comuni le risorse finanziarie per manutenzione di infrastrutture e servizi delle aree industriali. Questa è la proposta che sta elaborando l'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio per risolvere la questione dei costi dei comuni nel cui territori ricadono le ex ASI. Tornano in Sicilia le frecce tricolori. Nell'anno del centenario dell'aeronautica italiana, dal 23 al 26 luglio prossimi, le frecce tricolori saranno in Sicilia. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo. Il 23 luglio ci sarà l'esibizione sul lungomare di Donna Lucata in provincia di Ragusa e poi 3 sorvoli nei giorni successivi, il 24 a Palermo e a Pantelleria e il 26 a Lampedusa. Eccezionale ritrovamento archeologico a Segesta. Seppellito per secoli dalla terra e dalla vegetazione nell'area dell'Acropoli sud di Segesta, è tornato alla luce un altare presumibilmente di epoca ellenistica, composto da 2 raffinati elementi lapidei scolpiti. Si tratta di un ritrovamento di notevole importanza. La scoperta è avvenuta in una zona finora poco esplorata, proprio mentre alcuni operai ripulivano il terreno da sterpaglie e vegetazione spontanea. Entrambi i reperti sono in perfetto stato di conservazione e dovrebbero essere parte di un altare per il culto familiare. Domani alle 12 in Sicilia suoneranno tutti i cellulari. Nella mattinata di domani, 5 luglio, attorno alle ore 12, improvvisamente suoneranno e riceveranno un messaggio tutti i cellulari accesi e connessi presenti in Sicilia. Si tratta di un test del sistema IT Alert, sistema di allarme pubblico predisposto dalla nostra protezione civile. I test sono già stati effettuati nei giorni scorsi in Toscana e in Sardegna. Chi vuole potrà rispondere ad un questionario per testare l'efficacia del sistema. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.